Una corsa contro il tempo. Sono arrivate notizie positive dalla cabina di regia sul Mose convocata in prefettura a Venezia. Tutte le imprese hanno sottoscritto l'accordo transattivo che dovrebbe così evitare il fallimento del Consorzio Venezia Nuova e quindi preparare la veloce ripresa dei lavori. Il risultato finale però non è ancora in cassaforte. Dal portavoce delle imprese sentiamo perché. Permane però ancora un elemento di forte criticità che in qualche maniera non ci fa uscire tranquilli dall'incontro che c'è stato, nel senso che adesso la palla è passata nelle mani della Corte dei Conti, la quale dovrà esprimersi in merito appunto ai contenuti dell'accordo. In sostanza, la bozza del piano di salvataggio del Consorzio Venezia Nuova è stata trasmessa con tutte le firme necessarie solo pochi giorni fa, il 1° febbraio, alla Corte dei Conti, Corte che poi ha 30 giorni di tempo per legge per esprimersi e per inviare eventuali richieste di integrazione. La riuscita dell'operazione è perciò legata al fatto che i giudici contabili non usino il massimo dei tempi previsti, altrimenti si andrebbe al 2 marzo, non riuscendo a mantenere la scadenza invalicabile del 28 febbraio. E nessuno ieri ha potuto rassicurarci su quelli che saranno i tempi che la Corte si prenderà per addivenire al proprio giudizio e dare la propria valutazione. Non è possibile essere certi oggi che per il 28 di febbraio anche questo aspetto, che è fondamentale ed è indispensabile, sia del tutto chiarificato e del tutto sistemato. Senza accordo sarebbe un disastro. A quel punto sarebbero compromesse, oltre che evidentemente le sorti di migliaia di posti di lavoro, ma sarebbe compromessa con ogni probabilità anche l'ultimazione dei lavori per il completamento del Mose.